E allora io sono uno dei più vecchi pescatori di Ognana. Dico uno perché ancora c'ho i miei coetanei che vivono come me, barcollando per la zona. Ognana era 50 anni fa un porto bellissimo perché era stato appena costruito e poi era abitato e usato da pescatori, dico pescatori, quelli che vivevamo dal mare, dai proventi del mare. Oggi invece è diversa la cosa, perché una buona parte della città di Catania, che giustamente anche loro ne hanno diritto, vengono qui a Ognana a usufruire del mare e non lo tengono più come lo mantenevamo noi quando era nelle nostre mani. Oggi è un pochettino abbandonato e per questo anche come dire, le autorità stanno cercando di aggiustarlo, abbellirlo e darlo in concessione a persone che cercano di curarlo.